L'ultima prova del trofeo Triveneto Ciclocross si è disputata a Pove della Grappa in provincia di Vicenza. Circa 500 gli atleti che si sono schierati al via delle diverse prove in programma, allestite con grande passione dall'Angarano Team del presidente Davis Tosin, con la collaborazione dell'organizzazione eventi sportivi di Adriano Zambon. Ma sono un po' tutte le società dell'Alto Vicentino ad aver collaborato, infatti in prima linea c'erano anche i volontari del Veloce Club Bassano 1892 del presidente Enrico Morello. Dicevamo una giornata intensa di gare, quella che si è disputata a Pove della Grappa, con l'apertura dedicata ai master di fascia 2 e 3. Tra i master di fascia 2 a vincere, lo vediamo nelle immagini, è Davide Montanari del team Spilla, che ha preceduto Andrea Grego del J-Team e Nicola D'Alto della Sprint Vidor, mentre tra i fascia 3 successo per Sante Schiro della Cicli Rossi, che ha preceduto il compagno di colore Gabriele Fabris e Gianfranco Mariuzzo della MTB Santa Marinella. Gare spettacolari, quelle che sono andate in scena a Pove della Grappa, su di un tracciato inedito, asciutto e soprattutto caratterizzato dal forte vento. Siamo infatti nella Conca degli Ulivi, dove il vento non manca mai e rende ancora più incerte e spettacolari anche le prove del fuoristrada. Intanto avete visto prepararsi gli esordienti, che sono protagonisti della seconda gara, e partiamo con gli esordienti del primo anno, un gruppo davvero nutrito, quello a cui è stato dato il via dal sindaco di Pove della Grappa e da Igino Micheletto, coordinatore del trofeo Triveneto di ciclocross. Una gara subito molto combattuta, quella degli esordienti primo anno, che ha visto tanti ragazzini in corsa, tanti ragazzi alle prime armi nella fuoristrada, cimentarsi proprio sugli sterrati sul circuito di Pove della Grappa, dove ad allungare subito con grande decisione ci sono Pietro Bandiziol del Bandiziol Cycling Team e Riccardo Tofful del Pedale Manzanese. Questi due atleti, li vedete, viaggiano in compagnia di Tommaso Endrizzi della Bike Movement Trentino Erbe e riescono a fare la differenza sui più immediati inseguitori. Vedete proprio in queste immagini Tofful e Bandiziol riuscire a guadagnare qualche metro di vantaggio sui più immediati inseguitori, un gruppo che si allunga ovviamente tra le curve e i saliscendi di Pove del Grappa, prima che Pietro Bandiziol riesca a fare definitivamente la differenza. E dunque arrivo in parata per il ragazzo friulano, che va così a conquistare un altro bel successo all'interno del calendario gare del trofeo Triveneto. Seconda piazza con il dorsale 42 giunge invece, come detto, Riccardo Tofful, che precede Tommaso Endrizzi. Seguono Alessio Borile e Enrico Mazzoccato. Grande battaglia anche per quanto riguarda gli esordienti al secondo anno. Vedete, partenza molto decisa ancora una volta per i portacolori del Bandiziol Cycling Team. Nelle nostre immagini vediamo proprio Matteo Bulfon che va ad affrontare in testa le prime curve di giornata. Fondamentale ovviamente trovarle nelle primissime posizioni, perché vedete poi nelle retrovie quanti rallentamenti ci siano proprio nei primi tornanti, nei primi saliscendi del tracciato disegnato dall'Angarano Team all'interno dello splendido Parco delle Rose di Pove del Grappa. Una location, dicevamo, inedita, nuova per questa tipologia di appuntamenti, che ha goduto di una splendida giornata di sole, che ha consentito anche a tanti appassionati di andarsi a godere le gare di ciclocross. Si va a formare dunque un quartetto in testa alla prova degli esordienti del secondo anno, un quartetto che è composto da Marzinotto, Bulfon, Moni Bidin e Bagnariol. Sono questi gli atleti che fanno la differenza. Dei quattro rimangono in due, dunque si giunge allo sprint con Nicolò Marzinotto della Bannia, che va a precedere Matteo Bulfon della Bandiziol. Terza piazza invece ancora per Giacomo Moni Bidin, anche lui della
Bannia e che va a completare così il podio degli esordienti del secondo anno. Tocca poi alle donne esordienti cimentarsi sul tracciato di Pove della Grappa, anche per loro ultima prova prima dei campionati italiani che si disputeranno a Castello Roganzuolo appena una settimana più tardi, e anche qui grande attenzione soprattutto sui passaggi tecnici. A fare la differenza ancora una volta la maglia della Bandiziol Cycling Team, si tratta di Rachele Cafueri che se ne va già nella prima metà di gara e riesce quindi a fare la differenza presentandosi tutta sola sul rettifilo d'arrivo. Sul podio con Rachele Cafueri salgono Elena Dagnese della Valvasone e Valentina Marani della Sanfiorese. E ora linea a Pove del Grappa, dove per noi c'era Mario Gueretta. Francesco Dal Monte, sindaco di Pove del Grappa, ridente località vicentina che ospita oggi l'ultima prova del trofeo Triveneto di ciclocross. Quale valenza ha lo sport, sindaco, in questa comunità? Ma è fondamentale, difatti stiamo promuovendo tutte le attività possibili di sport, dal ciclocross come in questo caso, a trail e quindi corse, qualsiasi cosa che porti gente, sport, gioia, assolutamente è ben voluta in questo paese. È un'esperienza da ripetere allora? Ma assolutamente, poi abbiamo trovato anche una giornata bellissima, le previsioni non la davano, oggi invece per fortuna c'era anche il sole e quindi assolutamente da ripetere. E strano da dire, ma è un ciclocross senza fango perché corriamo in ambiente cittadino, nel parco cittadino in centro a Pove, quindi è una cosa un po' diversa dal solito. Un insieme importante anche per quanto riguarda le collaborazioni allora? Sì, allora siamo riusciti a trovare la collaborazione con, chiaramente con l'Angarano Team, che ringrazio davvero per aver pensato a Pove, poi con la Proloco che ci ha fatto un punto di ristoro con minestrone, tè caldo, vin brûlé, quindi ben fornito, e soprattutto con i privati che ci hanno lasciato la disponibilità di campi attigui al Parco delle Rose per fare un circuito di un chilometraggio adeguato alla manifestazione. E intanto con le nostre immagini ci siamo spostati nella sfida che riguarda gli allievi del primo anno, con un terzetto molto interessante che è andato a prendere il comando delle operazioni con Luca Battistuta del pedale manzanese, Thomas Bolzan del Bannia e soprattutto Alberto Dalla Cia del team Bosco di Orsago, che hanno dettato per lunghi tratti il ritmo in testa alla corsa. Poi è volata a due tra Luca Battistuta e Mattia Viotto, proprio con Battistuta che riesce a avere la meglio e quindi va a chiudere in prima posizione precedendo Mattia Viotto della Sportivi del Ponte e Thomas Bolzan del Bannia. Igino Micheletto è responsabile del gruppo organizzatore del trofeo Triveneto. Oggi si celebra l'ultima giornata. Che edizione è stata allora? Una bella edizione, anche se ha scontato un calendario nazionale troppo fitto probabilmente di gare nazionali eccetera. Comunque noi abbiamo avuto partecipazioni di circa 300 atleti ogni gara, qui assolutamente soddisfazione. Il trofeo Triveneto si considera una lampa di lancio per i ragazzi, è essenzialmente dedicato alle giovani leve, esordienti e allievi, e su questa strada possiamo continuare con grande fiducia. E tra i giovani da tenere d'occhio ci sono sicuramente gli allievi del secondo anno, che anche a Pove del Grappa hanno regalato davvero grande spettacolo. Tra i protagonisti di giornata c'è questo quartetto composto da Federico Ballatore del pedale manzanese, Christian Pighin del Bannia, quindi Pietro Cao del team Bosco di Orsago ed Enrico Zigliati della Monte Grappa. Davvero scatenato Pietro Cao nelle prime battute di gara, è lui ad imporre spesso il ritmo, e poi invece un incidente meccanico, la perdita del pedale destro, lo costringe ad alzare bandiera bianca e a perdere contatto dalla testa della corsa. Dunque disco verde per Federico Ballatore del pedale manzanese, che se ne va tutto solo. Seconda piazza per Christian Pighin della Bannia, con Enrico Zigliati della Monte Grappa che riesce a recuperare e a superare un Pietro Cao che comunque non si dà per vinto. Vedete, pedala con
una gamba sola il ragazzo in maglia giallo e bianca andrà a conquistare la quarta posizione. Intanto successo per Federico Ballatore, anche lui atleta friulano, che va a precedere il corregionale Christian Pighin del Bannia. Terza piazza invece per Enrico Zigliati, mentre giunge disperato Pietro Cao, che ha perso l'occasione per cogliere un successo davvero di grande prestigio. Maglia anche di campione provinciale vicentino per Enrico Zigliati, l'avevamo detto, lui che correva sugli sterrati di casa. Dopo gli allievi è la volta delle ragazze allieve, altra sfida molto attesa, perché in gara c'erano alcune delle ragazze che durante la stagione hanno dimostrato di avere le maggiori doti in campo nazionale. Se ne va tutta sola con il dorsale 162 Nicole Canzian della Bandiziol Cycling Team, inseguita da ben 3 compagne di squadra. Si tratta di Annarita Calligaris, Nadia Casasola ed Eleonora Deotto. È dunque un successo di squadra, quello che caratterizza la prova riservata alle allieve, con l'arrivo in parata di Nicole Canzian, che si aggiudica quindi il traguardo di Pove della Grappa davanti alle compagne di squadra Annarita Calligaris e Nadia Casasola. Davis Tusin a Pove del Grappa con il suo gruppo ha preparato la giornata conclusiva del trofeo Triveneto, un impegno importante e al tempo stesso anche una gratificazione, è così? Sì, molto importante. Allora, innanzitutto devo ringraziare l'AOS Sport Eventi di Zambon perché ci ha dato una grandissima mano, siamo sempre in collaborazione, e poi il sindaco di Pove del Grappa che ci ha accolto in maniera esemplare, quindi veramente fantastico. Volevamo fare la prova finale perché crediamo in questo settore, volevamo dare la possibilità ai ragazzi di poter correre la domenica prima del campionato italiano, perché secondo noi è importante rodare, quindi era un allenamento e quindi ci siamo impegnati per portarla a casa. È una prima esperienza che avrà seguito? Allora, sì, sicuramente sì, siamo un gruppo di società qui della zona che hanno voglia di fare, quindi cercheremo ovviamente di collaborare e quindi sì, faremo di nuovo ancora qualcosa per il prossimo anno. Non c'è un attimo di respiro sul tracciato di Pove del Grappa, dove sono già impegnati gli juniores. Gara caratterizzata dalla battaglia di un quintetto di atleti, con Lorenzo De Longhi della Sanfiorese a dare delle stoccate davvero potenti al resto del gruppo. Rimangono, dicevamo, in 5 al comando. Si tratta di Paludniak, Mares, Engele, De Longhi e Pellegrini. Sono questi i protagonisti della prova riservata agli juniores, con il friulano Alessio Paludniak della Bandiziol che riesce a fare la differenza nel corso dell'ultima tornata e a presentarsi tutto solo sul rettifilo d'arrivo per andare così a cogliere un bellissimo successo. Seconda posizione per Elia Mares della Montegrappa, quindi Felix Engele della Zanolini Südtirol, Lorenzo De Longhi della Sanfiorese e Kevin Pellegrini, anche lui della Zanolini. Questa è la top 5 della prova riservata agli juniores, mentre poi è toccata alla categoria delle donne open. Altra prova molto attesa, quella che ha visto in gara anche le Master Woman, per una gara davvero accesa sin dalle prime battute. Riesce ad emergere dopo alcuni giri l'assolo di Letizia Borghesi, lei che è atleta già focalizzata sulla strada con la EF Education Tibco SVB, riesce a fare la differenza e quindi l'atleta trentina va a cogliere in solitaria uno splendido successo che la proietta verso il 2023. Sul podio con lei salgono Romina Costantini della Sorgente e Giada Borghesi della Lapierre Trentino. Tra le Master Woman invece ad avere la meglio è Chiara Selva, che precede Paola Maniago e Luisa De Lorenzo Poz. Letizia Borghesi, oggi si conclude un percorso che caratterizza la stagione invernale delle fuoristrada. Ci troviamo a Pove del Grappa, quali sensazioni sulla gara e sul percorso di gara? Sì, sono contenta di essere stata oggi qui a Pove del Grappa, è una gara molto veloce, fondo asciutto, quindi sì, molto anche da guidare, molte curve. E sono contenta di essere riuscita a fare una bella prestazione dopo la gara di ieri di Cremona e di aver concluso il mio percorso di preparazione per la strada.
La mia stagione in ciclocross è stata piuttosto breve, un mesetto però intensa, perché sono andata in Belgio appunto per preparare la strada, sì. Hai già pianificato questo 2023 che per quanto riguarda l'attività agonistica comincia fra qualche giorno? Sì, io su strada inizierò a Valencia il 5 febbraio e farò poi la Vuelta Valenziana e poi inizierò con le classiche in Belgio e le strade bianche e poi Fiandre, Roubaix, e quindi ci tengo a far bene soprattutto nelle classiche del nord. Adriano Zambon e organizzazioni eventi sportivi a Pove del Grappa, come dire che si chiude la stagione agonistica 2022 con questo appuntamento con il ciclocross che ci proietta però già al 2023. Allora, come sarà la prossima stagione? La prossima stagione partiremo con l'11 di giugno, la 78esima edizione del Giro del Piave, partiremo da Feltre e arriveremo a Belluno. Poi avremo la fine di giugno, dal 27 al 1 luglio, il Giro del Veneto. Abbiamo già le squadre, sia quelle straniere che quelle nazionali, quindi pronte, 27 formazioni già pronte al via, già hanno dato l'adesione e quindi partiremo con il Giro del Veneto a tappe. Poi avremo il 22 di luglio il campionato italiano cronometro a squadre e il 5 di agosto la solita 41esima Zanè Montecengio e infine l'Astico Brenta, la 98esima edizione, partendo da Tezze e arrivo a Tezze sul Brenta. Torniamo a Pove del Grappa e al ciclocross. C'è terreno fertile in questo luogo? Qui a Pove del Grappa io l'avevo già vista 4 anni fa, prima di iniziare con Sant'Eusebio. Poi non ci siamo messi d'accordo con i proprietari dei terreni, con il sindaco sì, e adesso siamo ritornati e devo ringraziare il sindaco di Pove Francesco Dal Monte che ci ha dato una mano, ci ha messo a disposizione questo percorso, anche 2 proprietari di terreni adiacenti in mezzo agli ulivi, quindi questa è l'ultima prova. Ringrazio anche Gino Micheletto che è il factotum responsabile del ciclocross e oggi si chiude questa parentesi sportiva 2022-2023 del ciclocross. E come ha precisato Adriano Zambon, con le nostre immagini siamo proprio sull'ultima prova di giornata, quella riservata agli Open e alla fascia 1 dei Master. Per quanto riguarda gli Open, bellissima l'azione della coppia composta da Emanuele Uez della Carabinieri e da Simone Pederiva della Sportivi della Ponte, che sono riusciti a fare la differenza staccando il terzetto composto da Martino Fruet, Fabio Zampese e Fabrizio Perin. Quindi una lotta a 2 per quanto riguarda la corsa riservata agli Open, quella più attesa di giornata, che ha visto prevalere Emanuele Uez dei Carabinieri Cicli Olimpia Vittoria, che è riuscito a precedere di qualche metro il generosissimo Simone Pederiva dei Sportivi del Ponte. Terza piazza invece per l'inossidabile Martino Fruet della Lapierre Trentino, che è riuscito a precedere Fabio Zampese. Per quanto riguarda invece la fascia 1 Master, successo del tricolore Marco Della Missier della Bandiziol Cycling Team, che ha preceduto Carmine Della Riccio e Thomas Felice. Emanuele Uez, gruppo sportivo Carabinieri, oggi sul gradino più alto del podium. Oggi c'è anche l'opportunità per tracciare, no? Una sintesi dell'intera stagione. Come ti ritieni? Sono contento, diciamo che ho chiuso in bellezza perché qua finisce la mia stagione di ciclocross. È stata una stagione, diciamo, intrapresa come preparazione collettiva della mountain bike, che per noi del centro sportivo è fondamentale, diciamo, e niente. Ho fatto una bella stagione, ho fatto circa 10 gare, quindi non tante gare, e sono super felice. Anche oggi avevo una buona condizione dopo gli italiani domenica scorsa e niente, sono felice. Si chiude un capitolo, ma se ne apre subito un altro, insomma. Entriamo nel 2023 con nuovi obiettivi. Quali? Certo, adesso arriva il bello, diciamo, quest'estate. Adesso si apre la vera stagione per noi della mountain bike e quest'anno sarà l'ultimo anno under 23 per me, quindi gli obiettivi saranno sicuramente il mondiale
e il campionato italiano, non solo XCO ma anche XCC ed XCE per me, che diciamo un po' anche la mia seconda disciplina di XCE, quindi ecco, questi sono i maggiori obiettivi.